Gravi preoccupazioni vengono espresse per la mancanza del vaccino antinfluenzale da parte della gente. Lo stesso farmaco al momento non è disponibile nelle farmacie agrigentine. La preoccupazione viene anche aumentata dal perdurare della pandemia e i pazienti potrebbero risultare più vulnerabili all'attacco del Covid-19. Il vaccino antinfluenzale solitamente arriva nelle farmacie nel mese di fine ottobre e primi di novembre, quindi in questo momento diciamo che siamo ancora in largo anticipo. Quest'anno purtroppo c'è una situazione un po' critica perché come Federfarma Sicilia abbiamo fatto richiesta al Presidente della Regione, all'assessore Razza, di aumentare la quota destinata alle farmacie. A quanto pare allo stato attuale la quota dovrebbe essere l'1,5% dell'acquisto totale, però evidentemente visto e considerato che viviamo una situazione particolare a causa del Covid, noi abbiamo richiesto una quantità maggiore che ovviamente sarebbe distribuita ai soggetti attivi, cioè a dire quelli che effettivamente svolgono attività lavorative, che stanno in giro e quindi ne hanno bisogno anche se non soffrono di patologie pregresse o di criticità dal punto di vista salute. Questa è la situazione, ci auguriamo che ovviamente i tempi stringano e quindi il vaccino venga distribuito alle farmacie nel più breve tempo possibile. Un consiglio che io mi permetto di dare, ovviamente non appena sarà disponibile, è quello di vaccinarsi, perché evidentemente determina anche un'immunizzazione, anche se non contro il Covid, ovviamente, perché il Covid è ben altra cosa e le terapie sono ben altra cosa. Come sappiamo ci sono sperimentali con anticorpi monoclonali in atto, con trasfusioni di plasma e tutto l'ambaradam che vediamo regolarmente nei talk show in televisione, però ancora siamo piuttosto lontani dall'avere un vaccino per il Covid vero e proprio. Ci sono delle sperimentazioni, la Sanofi per esempio è a buon punto con la sperimentazione, però sono convinto che nei primi dell'anno prossimo e magari qualche mese inoltrato del 2021 avremo la disponibilità del vaccino anti-Covid. Allo stato attuale io consiglio alla gente di vaccinarsi perché ovviamente la sintomatologia che potrebbe avere potrebbe indurre in inganno, cioè a dire è una sintomatologia influenzale simile a quella del Covid, ovviamente potrebbe trarre in inganno il proprio medico, anche i sanitari e quindi rischiare magari una quarantena. A prescindere dal fatto che crea un'immunizzazione attiva non indifferente e quindi predispone l'organismo a una protezione anche in caso di contatto con persone che sono contagiate.